Parla più forte perché si sente. No, aspetta. No, tutti sturati. Magari c'hanno le cose. Prova, paura. Sa. Oh, 1, 2, 3, prova. Guardate che diretto. Sì. Devi tenere fuori la voce. Buonasera a tutti, benvenuti alla presentazione di Che ha troppi No, Marti sono quelli altri due. Prova, basta. Allora, buonasera a tutti, benvenuti alla presentazione Diamo i numeri, in cui si parlerà dei progetti della nostra associazione. Vorrei portare i saluti dei nostri ospiti che purtroppo oggi sono assenti, il dottor Enrico Trudo della sovrintendenza, Stefano Crispo e Michele Castordi. Purtroppo per impegni lavorativi non sono potuti venire qua a San Vito. Parto da un po' di storia, che in ognuna di queste presentazioni ci tengo sempre a raccontare. Come è nata l'associazione LIM? È nata da un gruppo di amici che sono riuniti nel 2019 e hanno deciso di creare qualcosa assieme, perché vedevamo tutti i problemi del nostro territorio e in particolare l'abbandono dell'ambito culturale, quindi volevamo porre rimedio iniziando a lavorare in tal senso. Poi il nostro percorso ha avuto tanti cambiamenti, tanti miglioramenti, tanti nuovi incontri, come nel 2021 quando ho conosciuto Martino e Marco, che hanno portato all'interno dell'associazione dei progetti molto interessanti che io ritengo essere dei progetti vincenti, perché pongono al centro la comunità e fanno in modo di creare un cambiamento vero nell'ambito in cui noi vorremmo operare, ossia quello culturale, archeologico, ma soprattutto identitario. Quindi io lascio la parola a Martino, che racconterà meglio del progetto Archeosabatos e di cosa ci aspetta nel prossimo futuro. Grazie. Allora, come ha detto Danilo, il progetto Archeosabatos è entrato all'interno dell'associazione LIM, che già esisteva da qualche anno. Infatti Archeosabatos è nato 5 anni fa, anzi quasi 6 anni fa, con un'esigenza personale, no? L'idea di aggiornare i censimenti sul territorio, che per quello che mi risultava erano i 2 censimenti di Roberto Ledda, che erano uno dell'82 se non sbaglio, uno dell'85, e che tra l'altro erano su Villa Puzzo, di San Vito Castianes per esempio, e Villa Silius mancavano. Quindi l'idea era quella di capire dei contenuti di questo censimento cosa era rimasto e se si poteva soprattutto aggiornare. E quindi sono partito da quel censimento, anzi vado avanti adesso così. Da quel censimento l'ho integrato con le carte dei book, quelli che ci sono, dei PPR, tutte le mappe interattive che esistono ormai online, il Murnet, Wikimapia, la storia archeologica, quindi Taros.info, e da lì è venuta la curiosità di capire in che condizioni erano i siti che erano descritti in questi censimenti. Quindi ho iniziato, quando ancora non c'erano i droni, a fine settimana andare a passeggiare in campagna per andare un po' a capire come erano conservati questi monumenti. Da lì è nata
l'esigenza di testimoniarli. Ma perché non aprire qualche pagina sui social, visto che ormai è diventato anche facile relazionarsi con il mondo, e quindi è nato un po' questo progetto. Quando ho conosciuto poi Danilo e ragazzi Alessio, mi è piaciuto. Allora, io arrivo da una esperienza di circa 25 anni di associazionismo, no? Quindi ho riscoperto in loro l'entusiasmo che io avevo quando ho iniziato, che nel tempo stavo perdendo, no? Perché poi alla fine uno dice, mi sembra che non c'è, come si dice, non c'è il ricambio generazionale. Invece ho scoperto questi ragazzi giovanissimi, io ho 48 anni, quindi, che mi hanno entusiasmato, e ho deciso di far parte dell'associazione LIM e di portare dentro il progetto Archeo Salabus, che dal momento in cui è entrato si è arricchito tantissimo. Ma andiamo nel dettaglio dei numeri che sono scaturiti poi dal lavoro che è stato fatto. Dai censimenti ufficiali, allora oggi parleremo soltanto di periodo nuragico, e nello specifico di nuraghi in senso stretto, no? Quindi io li chiamo nuraghi con torre, no? Gli insediamenti con torre nuragiche, perché poi ci sono diversi insediamenti censiti che non hanno resti di nuraghi veri e propri. Oggi parleremo di nuraghi. Il progetto di Archeo Salabus ovviamente poi proseguirà negli anni, spero, andremo poi anche a censire gli altri periodi storici, il romano, il punico, il romano, il medievale. C'è qualcuno dell'associazione che già si sta lavorando a questa cosa qua. Ma oggi parleremo di nuragico. I censimenti ufficiali oggi censiscono a San Vito 68 nuraghi. Con il lavoro che è stato fatto noi siamo arrivati a censirne 82, quindi 14 che non erano censiti, ma che diciamo che entreranno forse a far parte, no, dei censimenti ufficiali, no, con il lavoro che sta facendo anche l'amministrazione. Per quanto riguarda la densità, su una media di 0,27 della Sardegna, San Vito ha una media di 0,35. Questa, diciamo che la media non è altissima. Muravera, per esempio, e Castiata hanno medie più alte, ma San Vito, per esempio, è un territorio molto più esteso, quindi diciamo che paga questa. Esatto. Muravera meno nuraghi, però diciamo ha un'estensione territoriale più bassa, quindi vabbè, comunque 0,35 non è diciamo. Allora, parlo del Salabus. A oggi abbiamo censito 251 nuraghi contro 187 ufficialmente riconosciuti, quindi diciamo che siamo riusciti a raggiungere 64 siti che io dico dimenticati, no? Li abbiamo riscoperti, perché poi sono siti che comunque chi frequenta il territorio conosce. Noi per esempio abbiamo la fortuna, perché non è scontato, di avere la fiducia di cacciatori, di pastori, di persone che frequentano la campagna, e molti di questi siti ci sono stati indicati proprio da persone, anche dai proprietari stessi delle terre che li ospitano, no? Che ci chiamano. 2 settimane fa mi ha accompagnato il proprietario della sua terra, mi chiama Martina, vieni che ti faccio vedere. Ed è una cosa non è scontata, perché noi siamo passati da una dinamica di volerli occultare per la paura che poi magari me lo vincolano, oggi non si va in onda. Oggi invece la gente sta capendo il valore di questi monumenti, e quindi i proprietari stessi dei terreni ci chiamano per farli conoscere. Se fai il video però salutami, citami, è una dinamica molto bella, che a noi ci sta dando appunto la possibilità di fare questo lavoro con serenità. Ma allora, tra i vari siti non censiti ufficialmente, riscoperti, ho scritto tra virgolette, per me personalmente il più interessante sono stati, ne ho messo 4, ognuno di questi ha una caratteristica particolare, e qui poi chiamerò anche in aiuto i soci Allora, Sasarmenta praticamente si trova nella strada che da Subinami, qui vedete l'uscita del distributore che c'è dopo lo svincolo,
E quindi la strada che porta poi le mine di Monte Anora. Questo è un nuraghe che mi sembra strano che non sia censito, perché per la struttura che ha sicuramente era molto molto importante. Qua non so se questa è la struttura principale, ma ci sono poi tante altre resti di strutture su tutta questa collina che ci fanno capire che questo era un nuraghe complesso e sicuramente abbastanza importante come dimensione. Perché è particolare? Perché presenta a circa 100 metri dal nuraghe il resto di una capanna. Questa è chiaramente una capanna in stile nuragico che è censita. Hanno censito la capanna, non hanno censito il nuraghe a 100 metri dalla capanna. E quindi mi ha incuriosito questo fatto, cioè nel senso che non so adesso se sono andati a vedere questa capanna, se è stato fatto un censimento, stiamo parlando di censimenti molto vecchi, quindi se è stato fatto un censimento d'ufficio, hanno censito la capannetta e a fianco c'è un nuraghe gigantesco che non hanno censito. Questo, diciamo, è uno dei nuraghi Fraraguasa, io dico la Mura Venezia, no, Fraraguasa è sulla strada poi che porta, diciamo, da San Vito a Gerrei, prima della Santa Sarena. Questo è curioso per me perché allora qui in questa collina qua c'è una nuraghe che si chiama Piremei. Nel censimento questi due nuraghi sono censiti insieme, cioè è censito Piremei o Fraraguasa, ma in realtà sono due nuraghi diversi. E quindi un po', diciamo, anche questa è una curiosità che, tra l'altro, poi adesso finisco, diciamo, questi quattro e invito Danilo a ragionare un po' su questi toponimi che saranno anche oggetto di un'idea di un progetto che abbiamo, che spiegheremo. Vedete la struttura, anche questa, diciamo, una struttura abbastanza irregolare, si vede dalla dimensione qua del muro che probabilmente c'era un vano qua, un vano scala o una nicchia. Diciamo che questa è una delle piante tipiche dei nuraghi del Salamis. Ce ne sono tantissimi così. Io faccio un esempio, per esempio, di Quililletta, sempre a San Vito, che è molto simile come pianta. Qua ho messo, diciamo, i punti su Google Earth. Vedete, nel censimento ufficiale questi due nuraghi sono un nuraghe solo. Quindi questo è l'insediamento di Brunkumau, che è nella zona di Nuraghe Sangaleni. Questo è un sito che io il giorno che mi ha anche... Questo è un sito, uno di quei siti che abbiamo scoperto grazie al proprietario del terreno, il conto, che saluto, che mi hanno chiamato per dirmi: ma abbiamo questa cosa in casa, mi piacerebbe che tu la veda, perché a noi sembra che sia qualcosa di interessante. Questo è veramente interessante perché ci sono delle dinamiche all'interno di questo sito che ci fanno capire l'utilizzo dilatato nel tempo di questo sito, e probabilmente inizia nel pre-nuragico, perché ci sono qua delle strutture che fanno pensare, diciamo, a un periodo di utilizzo prima dell'avvento dei nuraghi veri e propri, in cui il resto è qua sopra, qua c'è il resto di un nuraghe propriamente detto, ma poi ci sono tante strutture qua intorno. Tra l'altro questo carrellone qui sembra quasi un invito, un passaggio, come se fosse un passaggio in questa collina che sia stato fortificato. E questo è un sito che veramente, secondo me, merita di essere approfondito. Qua vabbè, ci sono alcune foto è difficile da leggere perché è completamente ricoperta dalla vegetazione. Che è successo? Qua in questa foto c'è, diciamo, una piccolissima parte dei nuraghi che hanno un contatto visivo con Brunkumau. Come vedete sono tantissimi, non ho messo qua tutti quelli di Castialas perché non avrei avuto lo spazio di metterli, perché sono tantissimi. E poi questo nuraghe SN senza nome. Allora, qui siamo a Quirra, quel pezzettino di terra del comune di San Vito che arriva fino al castello di Quirra. Quando ho accompagnato gli archeologi
a fare, in questo caso era Stefano Crispo, a fare il lavoro, no, che aveva fatto per il comune. In questa collina ci sono censiti 2 nuraghi. Quindi abbiamo preso la stradina, siamo arrivati a questo nurago, che non è questo, e non tornava, la geolocalizzazione era sbagliata, cioè non tornava, cioè, poi era un particolare, un protonuraghe, lo li chiamano la barca rovesciata, no? Con la stanza ovale. È strano, vabbè, quando farò il lavoro della carta, lo riposizionerò, andiamo avanti a vedere l'altro. Andiamo avanti, nel punto dove c'era segnato nuraghe dalla carta c'era un altro nuraghe. E quindi l'uso, il primo non è censito, il secondo che fa delle da fare. Andiamo avanti verso Sospuccio e ci troviamo questa roba qua. Questo è un nuraghe a corridoio, cioè, forse è l'unico esempio di nuraghe a corridoio del territorio, quindi a me mi emoziona anche adesso a raccontarlo, perché è chiarissima qua la pianta di questo nuraghe semiquadrato con un angolo tondo, poi questo corridoio centrale. Questo non è censito lo stesso. L'ho messo per dare un'indicazione. Dal primo nuraghe a Sospuccio sono 1,2 km di sentiero dove ci sono 4 nuraghi di 4 epoche diverse, di 4 forme diverse, quindi con un interesse storico e archeologico enorme. Cioè portare una comitiva a vedere questi 4 nuraghi, tra l'altro poi giù c'è la chiesa di San Nicolò di Quirra, cioè, secondo me è qualcosa che non lo so adesso, poi magari sentiremo anche adesso che sta studiando archeologia, no? Però avere in 1 chilometro 4 esempi di architettura nuragica di 4 epoche diverse, di 4 forme diverse, di 4 strutture diverse, secondo me è incredibile e ce l'ho saputo. Qua lo stesso si vede poi vedete il resto della camera qua che è anche ben conservato. Qui dove c'è il castello di cui era ricostruito. Ci sono altri 3 nuraghi qua in contatto visivo. Questo è il nuraghe S senza nome, quindi dovremmo metterci l'obiettivo di dargli un nome. Non so, volevo passare, prima di passare alla prossima fase, magari la parola a voi se volete dire qualcosa da aggiungere, qualche considerazione su questi. Allora, dei nuraghi che ha mostrato Martino, quello forse più interessante dal punto di vista toponomastico di Fra Dallas, perché nelle carte figurava come Frau Dallas, quindi dobbiamo immaginarci una scena tipica del passato dove magari il geografo, il cartografo, che poteva essere piemontese o comunque italiano, che non aveva alcuna dimestichezza del sardo, poi del nostro sardo che ha alcuni fenomeni fonetici molto particolari, poteva non capire esattamente ciò che dicevamo noi. Fra Rosa è stato trasformato nelle carte IGM in Frau Dallas. Allora, e lì si apre tutta una questione, diciamo, un ragionamento da fare se è giusto o meno cambiare i nomi accorgendosi dell'errore, più che cambiare, ripristinare i nomi antichi nella forma corretta. Al di là di quello, io ho deciso di fare magari una scelta coraggiosa nel ruolo di amministratore, poi quando sono andato a esaminare i nomi dei nuraghi nel book, alcuni ho preferito dare un'indicazione magari per correggerli, e il primo, quello forse più importante, è proprio questo di Fra Dallas, passare da Frau Dallas a Fra Dallas. Allora, vuoi dire qualcosa? Grazie per la lezione di toponomastica. Come vedete il Sarrabus è davvero molto interessante, e il comune di San Vito in particolare in questo caso, per le emergenze archeologiche del periodo nuragico, e non solo, anche se ovviamente quello nuragico è il più rappresentato, perché
l'attività edilizia a quel periodo è stata davvero di livello straordinario per i numeri che ci ha lasciato di strutture. E vediamo come oltre all'importantissima densità di strutture vi è anche l'antichità, la presenza di quelli che vengono chiamati protonuraghi o nuraghi a corridoio, e quindi strutture relativamente ancora più antiche rispetto a quelli classici, antos, a torri circolari singole. Quindi può essere inserito il Sarrabus benissimo nel processo di evoluzione della struttura nuragica sin dalle sue origini. Ecco. Quello che il lavoro di Martino e degli altri ragazzi di Archeo Sarrabus è davvero importante dal punto di vista pratico per la conoscenza archeologica, storica del territorio, le attività di pulizia, per esempio, sono davvero un facilitamento molto importante per la società, l'università che andrà a scappare il sito, ma anche solo l'attività di censimento è un primo passo fondamentale per uno studio approfondito della zona. Quindi avere il maggior numero di siti a propria disposizione, almeno la conoscenza della loro posizione, è davvero un punto di partenza buonissimo per uno studio migliore della zona, che ai giorni nostri nel Sarrabus, come forse ancora di più nel GRI, è molto carente, cioè a parte alcuni siti in particolare, alcuni più importanti, i pozzi sacri di Spiroisi, Fontana Gravetta, gli scavi e gli studi approfonditi sono davvero pochi, quindi la nostra attività spero che sia che aiuti un po' l'interesse nello studio più approfondito, che poi può portare anche a una valorizzazione economica, non solo socioculturale della nostra zona. Grazie. Bene, continuiamo. Ora passiamo ai siti che sono censiti e che sono curiosi Quindi ne ho messo 3, sono i siti che mi hanno colpito maggiormente, e sono Sant'Oro, Orridrogio e Carnefrao. Ognuno di questi nuraghi ha una caratteristica che diciamo un po' peculiare, no? Quindi li rende identitari. Allora, l'Uraghe Sant'Oro è un nuraghe che sorge proprio nel confine, è diviso a metà di Muravera e a metà di San Vito, ed è praticamente nella parte ovest della Valle di Senni, quindi nella zona poi che va verso Cardagio. La caratteristica di questo nuraghe è che intorno alla struttura centrale, che è abbastanza, diciamo, anonima, c'è tutta una parte enorme che è inusuale. Io non ho visto, diciamo, nei nuraghi della nostra zona una roba del genere, e quindi c'è tutto questo, come lo posso chiamare, questa fortificazione tutto intorno a questo insediamento, che da profano a me ha iniziato l'idea di un castello medievale, perché questo muro che si vede qui è intervallato da torri tonde. Queste che ho cerchiato in rosso sono torri circolari che diciamo intervallano questo muro, tra l'altro di dimensioni abbastanza importanti, e fanno tutto il giro della collina. All'interno di questo muro perimetrale poi ci sono i resti di un insediamento costruito su livelli, su piani, quindi sono tutti questi terrapieni che sono stati costruiti e realizzati riempendo. Tu Ale non l'hai mai vista questa di Monte, e dà su una valle poi dove c'è un altro insediamento poi un po' più semplice. Dà l'idea proprio della fortificazione, dell'esigenza di controllare il territorio, anche perché nella bocca come dicevo, della Valle di Senni, dove ci sono altri insediamenti. Qua ho fatto una foto laterale per dare l'idea un po' di questi muri che sono di grandi dimensioni. Questo qua è alto
non so, sarà alto 4 metri forse. E qua c'è dall'altra parte della valle sul Sibili, che sembra quasi, diciamo, due guardiani, no, a controllo di questa valle. Questo è un sito che secondo me andrebbe attenzionato, perché può dare secondo me molte soddisfazioni sia a livello di attrattiva turistica che poi magari anche a livello di interesse storico e scientifico. Questo è un ridrogio praticamente nella valle di Fassoni, quindi Masalon, dove eravamo sabato. Questo è un nuraghe che ha una struttura, evidentemente una struttura molto complessa, grande. Questo che si vede qui è un corridoio tra un antemurale, comunque un bastione e le varie torri. Questo nuraghe io l'ho scelto, tanto qua si vede una panoramica, perché ha un elemento che è costante nei nuraghi che sono intorno alle colline come il Sarrabus, ossia i resti di fusione dei metalli. Noi abbiamo trovato circa una ventina di nuraghi qua intorno alle colline dove poi ci sono le miniere con resti di fusione dei metalli. Un giorno per curiosità ho fatto un esperimento, ho preso una carta geologico-mineraria che era stata fatta dall'ultimo direttore delle miniere qua di Montenarva, e l'ho sovrapposta alla carta dei nuraghi dove ho trovato resti di fusione dei metalli e mi sono reso conto che questi nuraghi corrispondono ai filoni dei metalli e alle miniere. Quindi il discorso è probabilmente avevano coscienza del fatto che ci fossero queste risorse e le sfruttassero, ma il ragionamento da fare ora è in che periodo sono state effettuate queste fusioni, perché potrebbero essere contestuali ma potrebbero essere anche successive, quindi capire se queste fusioni sono state fatte nel periodo e soprattutto se esistono dei manufatti, oggi si può risalire attraverso lo studio dei manufatti che sono stati realizzati con i metalli del Sarrabus, e questo darebbe al Sarrabus un lustro incredibile a livello storico e scientifico. Questa è una cosa che secondo me andrebbe fatta, è diciamo una dei miei pensieri. E poi un altro nuraghe caratteristico è Cannefrau. Cannefrau sia per il toponimo, nel senso del nome, Cannefrau, così. Sia per questo è il Montello, lo conoscete tutti, c'è questo nuraghe che praticamente è stato riutilizzato come ovile, quindi qua si vede perfettamente. Questa è una caratteristica di molti nuraghi qua nella zona, e poi penso anche che la Sardegna, ma non ci occupiamo solo del Sarrabus, quindi esiste ad esempio, facevamo prima l'esempio Scrocca, Perduoto, ce ne sono tantissimi di nuraghi che sono stati riutilizzati in epoche successive. Soprattutto c'è un archeologo polacco, Cesare, che saluto, che è Cesare Namirski, che viene periodicamente qua nel Sarrabus, che lui ha fatto uno studio sulle dinamiche insediative del periodo nuragico del Sarrabus. Lui si è reso conto, noi stiamo parlando, si è reso conto che nel Sarrabus c'è una stratificazione degli insediamenti nelle varie epoche, come se gli spazi, diciamo, utili per insediarsi fossero limitati, e quindi c'è proprio una sovrapposizione. Infatti i nostri paesi sono costruiti su insediamenti che pure possono arrivare anche al nuragico e al pre-nuragico, no? E quindi questa caratteristica di riutilizzare i siti archeologici di nuraghi soprattutto come ovili, qua addirittura c'è stata la possibilità che, diciamo, la struttura è molto complessa, ma c'è solo un vinetto, si vedono una vecchia casa, e questo nuraghe ha anche un'altra caratteristica dell'evoluzione storica del posto, ossia un ceppo, che questo è il confine della concessione mineraria delle miniere di Montenarva, giusto? Di Cannefrau, concessione mineraria che abbiamo messo qua. Quindi questo, ma non solo questo, perché
molti nuraghi della nostra zona presentano anche dei punti trigonometrici, si chiamano, con qualcuno anche con queste colate di cemento, con i pali. Quindi l'utilizzo nel tempo di questi siti, che poi c'è un dibattito intorno a questa cosa, no? Perché a me piace pensare che sia l'evoluzione storica del sito, no? Così come è stato riutilizzato in epoca romana, in epoca medievale, mi piace pensare che anche il fatto che i pastori abbiano scelto quei posti per insediarsi, per portare avanti la loro attività, non è romantico, cioè non è una cosa deleteria, no? Negativa. E quindi questi sono, diciamo, i nuraghi che per me sono, diciamo, rappresentativi del territorio di San Vito. Non so se volete aggiungere qualcosa prima di parlare No, sempre sui tomboni, sicuramente quello più interessante è Santoro, perché pare di derivare dal latino sanctorum, però non c'è corrispondenza in molti luoghi della Sardegna e il suo significato, a parte il riferimento a qualcosa di sacro, di santo, non si ha un significato preciso nella lingua sarda. Finché, ecco, questa è una cosa importante, quando si condividono le informazioni anche con altre persone appassionate come noi delle altre zone della Sardegna, mi è apparso un post di una mia amica Billula che ha un sito nelle vicinanze che prende lo stesso nome. Ora non ricordo se fosse sempre un nuraghe o un pozzo sacro, e allora così per curiosità ho voluto chiedere quale significato desse a quel nome, e mi ha risposto che il suo significato è tutti i santi, quindi bisognerebbe approfondire ancora di più se magari questa terminologia era presente nel parlare dei nostri nonni e bisnonni. Poi Martino mi ha lanciato la frecciatina su Canevrao, perché diciamo è l'unione di tre parole, ossia Cannas e Vrau, quindi evidentemente faceva riferimento a sul femminile, cioè c'è lingua assurda, e di negare, e Frau è ovviamente il cognome del possibile proprietario. Una piccola precisazione: il cognome è Frau, viene dal latino fabrus, e quindi fabbro, e l'altro sinonimo Ferrer, che invece viene dallo spagnolo. E poi nulla, dire qualcosina sull'utilizzo, sugli esempi. Ma come abbiamo visto, accanto a strutture che adesso sono abbandonate, magari poi per più che altro l'abbandono generale delle campagne, ce ne sono tantissimi altri che sono stati riutilizzati fino ai giorni nostri, soprattutto come appunto capanne dei pastori, poi perché erano in buone condizioni, quindi rappresentavano dei buoni ripari facili da utilizzare per il bestiame, poi perché erano in una posizione favorevole di loro per il controllo del territorio, delle risorse di pascolo, perché erano vicini alle fonti d'acqua, molto spesso e volentieri questo si ritrova per i villaggi soprattutto, ancora più che per i nuraghi. Il riutilizzo c'è quasi sempre, poi fino ai giorni nostri molti. Come ha detto Martino, anche il riutilizzo da parte dei pastori e non fa parte della storia di questi monumenti, ed è un po' romantico questa visione. Comunque per la ricerca di nuovi siti sarebbe interessante partire anche da quelli che sono i scoilisi adesso, i quiloti, che molto probabilmente, quasi sempre, sorgono hanno le fondamenta in strutture più antiche. Questo l'ho visto spesso nel mio paese, Scalaplano. Quindi sarebbe interessante partire anche dal censimento degli ovili nelle campagne per continuare il censimento archeologico.
voglio aggiungere una cosa io, che oggi magari ci sembra una cosa ovvia, noi la promuoviamo sia quella della conservazione del patrimonio archeologico, però se ci pensiamo non è solamente nella nostra era che è avvenuto questo fenomeno, perché nell'ultimo periodo nuragico si è arrivato quasi a divinizzare ciò che avevano realizzato i predecessori. Ricordiamoci che l'epoca nuragica è durata 1000 anni, in sostanza quindi circa un millennio, quindi in tutto quel tempo si è potuto anche evolvere il pensiero. E proprio nella parte finale troviamo i modellini di nuraghe, i templi, quindi sicuramente c'era quello spirito di voler conservare le strutture. Non è una cosa nuova quella che promuoviamo, ciò che chi deve personalità è 2000 anni, cosa avrà a fare? Bene, andiamo avanti con il lavoro di valorizzazione che abbiamo intrapreso. Ho messo qua l'elenco dei progetti che sono attivi oggi, le pulizie archeologiche, i sentieri primitivi del Sarrabus, tutta la promozione sui social, il progetto QR Code che è legato a doppio filo al sentiero primitivo, che si spiegherà nel dettaglio, e le guide cartacee. Allora, le pulizie, il progetto realizzato nel 2021, abbiamo pulito per ora 14, abbiamo fatto 14 siti partendo da iniziativa nostra, più poi collaborazioni, siamo circa 20 siti puliti. San Vito ne sono stati fatti 4 pulizie, Basolo 2 giornate, il Monte di San Priamo con i 2 insediamenti, sia la capanna, quella che viene definita capanna nuragica, anche se c'è da approfondire molto il discorso, questa, l'insediamento dell'età del bronzo, e poi ultima, sabato scorso, la tomba dei giganti dei Subresoni. Qua ci ho messo un video, qua abbiamo messo un video dove ci sono tutte le pulizie, diciamo, che se volete vederla lo faccio vedere. HD Divartiti. È un po' il riepilogo dura un minuto delle pulizie che sono state fatte. Divartiti, se no lo faccio vedere. Vabbè, guardatelo su YouTube. No, HD è troppo, basta che non puoi fare. Niente, guardatelo su YouTube. Allora, presenta, torniamo a noi. Più, diciamo, varie collaborazioni che sono state fatte anche fuori dal territorio del Sarrabus. Allora, andiamo avanti qua, come funziona, a partire di 10, facciamo così. Vabbè, se vuoi lasciare questa qualità. No, volevo andare avanti. Facciamo così. Devi fare così. Insomma. Vabbè, sentieri primitivi del Sarrabus. Praticamente l'idea è quella di recuperare un po' i vecchi sentieri, è un'idea di Marco Melis. L'idea è quella di recuperare un po' i vecchi sentieri che diciamo, passano nei pressi dei siti archeologici per creare un percorso, diciamo, ideale che parte da Villa Silius e percorre tutto il Sarrabus fino a Quirra, quindi all'estremo nord da una parte, e poi dall'altra parte perché si colleghi poi al Gerrei, per dare la possibilità a chi lo volesse, turisti ma anche gente del posto, di visitare questi siti. Infatti tutte le pulizie che stiamo facendo poi sono funzionali a questi sentieri. Quello che
è stato fatto sabato prima, a San Priamo prima, l'anno scorso, si ricollega a un progetto che è stato, presentato dal comune di San Vito al GAL, che ha ottenuto un finanziamento, che adesso passo la parola a Danilo, che da qualità di amministratore ci potrà spiegare meglio, un progetto proprio di un sentiero che dia la possibilità di rendere fruibili questi siti archeologici. Anzi, ne approfitto e te lo posso spiegare direttamente a te. Allora, il nostro comune presentò un progetto per il bando GAL sulla sentieristica e è risultato beneficiario di un finanziamento di 135.000 euro che verranno utilizzati per recuperare principalmente la strada che va da Subresio, dalla località Subresio, alla tomba del Sovresole che abbiamo ripulito sabato scorso. I lavori sono stati affidati da poco, quindi attendiamo ovviamente l'inizio a vedere le rispetto gli operai che lavorano. Questa è, diciamo, l'idea completa del sentiero primitivo di San Priamo, che ovviamente andrà completata con la collaborazione con le amministrazioni e la ricerca di finanziamenti ovviamente, per fare in modo di mettere a sistema tutta la rete archeologica presente nella valle, nella piana del Nuragasone. Il sentiero primitivo di San Vito di San Priamo parte ovviamente dal santuario, anzi dal villaggio di San Priamo, che ha la sua storia, e poi sale al santuario e attraversa la cresta. Lì in quella zona bisognerà architettare veramente qualcosa, in quanto un tempo c'era un rimboschimento, poi è scaduta la concessione, quindi è ritornato privato, ma la strada c'è ancora, è percorribile, e lì bisognerebbe cercare magari un dialogo con Forestas, che ovviamente gestisce la rete escursionistica sala, e fare in modo di rendere pubblico, diciamo, quel tratto. Poi passando tutti i nuraghi su Rasu, Comineto, eccetera, c'è le slide precise più in allora tiro dritto. Passa sotto la strada nuova e quindi arriva nell'altro settore, quello centrale, e quindi incontra i nuraghi del Surinami, San Miguel, il Monte Cabredo, che è molto bello, ovviamente il Nuragasone che sta sulla strada, che si potrà raggiungere. Infatti, come vedete, ci sono varie vie di accesso in modo che il camminatore, il turista che vuole affrontare questo percorso sceglie da dove partire, quale pezzo fare, insomma, conforme ai suoi bisogni, al suo tempo disponibile, eccetera. Quella è già una predisposizione a un turismo più aperto a tutti, ecco. E poi dal settore centrale si arriva al settore occidentale, quindi si avrà una diramazione per l'orario del Ruoto e poi la strada su cui interverrà la gitta giudicatrice prossimamente, con l'orario Subresio, e lì sull'altopiano, sul concesso lì, fino a raggiungere il Sovresole. Quindi aspettiamo, insomma, a vedere i primi siti. A questo progetto si collega il progetto QR Code. Praticamente l'idea è quella di disseminare questi sentieri di QR Code che riportano i contenuti multilingue che descrivono i siti, quindi per dare la possibilità anche a chi volesse intraprendere questi sentieri da solo, di avere la possibilità di arrivare poi al sito e di avere delle chiavi di lettura, non essere più solo pietre, ma avere anche magari uno spessore culturale diverso per chi poi li vede.
I social, noi siamo presenti in tutti i social, siamo su Facebook, siamo su Instagram, siamo su TikTok, siamo su YouTube, su YouTube abbiamo 111 video caricati che parlano dei siti del territorio, quindi diciamo che siamo abbastanza, ce n'è per tutti, sì. La promozione, sapete che lo dicevo, ci sono vari video, questo è, adesso vediamo se carica, questo è un video che abbiamo caricato. Questo è uno, diciamo, dei format che proponiamo sui nostri social, quindi diciamo video anche abbastanza semplici, fruibili un po' da tutti, in cui raccontiamo il nostro territorio. Andiamo avanti, qui il progetto Quercode, quello che dicevo, da 4 Verda sarà un bene di valore, quindi mettere a disposizione ai passeggiatori solitari delle informazioni che gli diano la possibilità poi di capire e di interpretare il sito. Questo è più o meno uno schema grafico che tendiamo ad adottare. E poi le guide cartacee, queste praticamente ce ne saranno una per ogni comune, 5 edizioni per 5 comuni, non diamo informazioni tecniche perché non abbiamo nessuna competenza per farlo, però l'idea è quella di creare, diciamo, un riassunto un po' delle condizioni in cui versano i siti e il modo poi di raggiungerli. Sono delle informazioni, più o meno lo schema sarà quello che noi utilizziamo per Facebook per esempio, dove la struttura, descriviamo un po' la struttura com'è, il materiale con cui è stato costruito, la tecnica e poi delle informazioni che magari possono dare qualche curiosità. Ecco, questo diciamo forse il progetto più ambizioso, perché la guida cartacea resta. Oggi, allora, quando hanno fatto le guide di Roberto Letta, è una cosa che a me mi ha colpito, è il motivo per cui poi ho pensato a questa cosa qua. Quando hanno fatto le guide di Roberto Letta, il comune le stampò, le consegnò ai bambini delle elementari. Ogni bambino, in tutte le classi, a ogni bambino diedero una copia di questo censimento. Oggi, nelle case dei muraveresi, ancora ci sono conservate le copie di questo censimento. Quindi sono cose che poi resteranno e verranno tramandate anche dai nostri figli, che sono diciamo, destinatari del lavoro che noi stiamo facendo, no? Perché oltre a portare oggi turisti e gente a vedere il nostro territorio, quello che a noi interessa è lasciare quella memoria della nostra storia, della nostra cultura ai nostri figli. E mi sa che abbiamo finito. Non so se volete aggiungere qualcosa a voi. Ah sì, è vero, sì, volevamo chiudere con un'altra cosa, con il trailer della pulizia. Questo è praticamente il trailer del documentario che realizzeremo della pulizia della Tomba dei Giganti dei Sobrezzoni.
Allora, io voglio rinnovare i ringraziamenti a tutti i sanvitesi, in particolare ai commercianti che hanno sostenuto la nostra iniziativa e grazie al ricavato siamo riusciti a coprire le spese necessarie a realizzare questa grande opera. Quindi grazie veramente a tutti. Voglio ringraziare ovviamente Martino per l'eccellente presentazione del nostro progetto, Alessio per il contributo da futuro archeologo, io sono sempre ai balli perché come vedete abbiamo bisogno di archeologi e oggi non ci sono perché hanno tanto lavoro da fare e quando c'è tanto lavoro da fare servono tante persone che ci lavorino. Chiudo ringraziando i presenti, ringraziando l'amministrazione per l'ospitalità, grazie a tutti e buona serata.